È giovedì 6 marzo, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Una buona mattinata anche da Marco Carli. Allora, cominciamo come sempre con le notizie, la cronaca intanto, operazione contro il clan Santa Paola di San Pietro Clarenza e Belpasso, siamo nel Catanese, ci sono stati 9 arresti, il quartiere generale del clan era in una macelleria. La mafia violenta, la mafia del pizzo e della droga. Feroci i referenti del clan Santa Paola Ercolano a San Pietro Clarenza e Biancavilla nel Catanese, che vessavano commercianti e gestivano le piazze di spaccio. 9 gli arresti nel blitz dei carabinieri che hanno smantellato la rete tossica dell'organizzazione. Il gruppo manteneva rapporti con altre cosche e teneva una cassa comune per sostenere gli affiliati detenuti. Ma non si muoveva foglia se non voleva Orazio Santonocito, titolare di una macelleria equina al vertice dell'organizzazione dal 2016. Secondo gli inquirenti, il macellaio di San Pietro Clarenza, così dalle intercettazioni durante le estorsioni, organizzava gli incontri nella sua macelleria, dove venivano convocati anche commercianti taglieggiati. Santonocito si sarebbe occupato in prima persona del recupero crediti, intervenendo in vicende per le quali alcuni imprenditori richiedevano il suo intervento, mettendo in atto vere e proprie intimidazioni, anche con l'uso della violenza. Quando non si poteva pagare con il denaro, si dovevano comunque fornire generi alimentari da destinare agli affiliati in difficoltà. Lo spaccio di marijuana invece era gestito da Alfio Caruso, ritenuto dagli inquirenti braccio destro di Santonocito. Durante le indagini sono stati eseguiti 3 arresti in flagranza di reato per estorsione aggravata, liberando così un imprenditore per anni vessato dagli strozzini. L'operazione Old Horse, vecchio cavallo, è partita dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e dalle precedenti operazioni Sotto Scacco e Black Lotus. E allora cominciamo la lettura dei quotidiani stamattina proprio da questa operazione di ieri, Marco. Che troviamo, Angelo, nella prima pagina della Sicilia con un richiamo proprio in prima. Andiamo proprio sulla pagina del quotidiano Etneo. Nei titoli sopra la testata troviamo appunto il richiamo con San Pietro Clarenza, mafia, estorsioni e pestaggi, 9 arresti, gli articoli sono all'interno, vi facciamo vedere ovviamente l'articolo nelle pagine regionali della Sicilia. La riscossione è cosa nostra, questo è il titolo scelto, gli esattori picchiatori, come abbiamo sentito dal nostro servizio, del clan, il blitz nel Catanese, pestaggi e botte, così funzionava l'agenzia di servizi dei Santa Paola. Se andiamo a scorrere all'interno del pezzo troviamo un'immagine che viene disegnata appunto delle persone interessate, soprattutto di Santonocito, figura chiave dell'inchiesta. La sua crudeltà, leggiamo nel pezzo, emerge in modo inequivocabile dalle intercettazioni, impartisce delle vere e proprie lezioni di violenza mafiosa. Il boss non ha scrupoli e pianifica vari pestaggi anche a un debitore che pare non volesse sborsare quanto richiesto. Adesso andiamo a Trapani, voto di scambio, rinviato a giudizio l'ex senatore del Partito Democratico Papania. Si parte il 9 maggio. Sono stati rinviati a giudizio dal GUP di Palermo Paolo Magro i 13 indagati dell'operazione antimafia della squadra mobile di Trapani che il 16 settembre scorso coinvolse tra gli altri anche l'ex senatore Antonino Papania, l'ex vice sindaco di Alcamo Pasquale Perricone e il boss Giosuè Di Gregorio. Tutti gli indagati sono accusati a vario titolo di mafia, estorsioni, traffico di droghe e scambio elettorale politico-mafioso. Il GUP ha accolto la richiesta del PM della DDA di Palermo, Pierangelo Padova, disponendo l'inizio del dibattimento il prossimo 9 maggio. Il processo si terrà davanti al Tribunale di Trapani, competente per territorio. Secondo gli inquirenti, Papania, con l'intermediazione di Perricone, entrambi in carcere, si sarebbe accordato col capomafia per procurare voti ad Angelo Rocca, coordinatore provinciale del movimento politico Via, alle regionali del 2022. Papania, in cambio, avrebbe pagato Di Gregorio. Il Tribunale del riesame nei mesi scorsi aveva rigettato l'istanza di scarcerazione presentata da Papania e Perricone. L'ex senatore, secondo il GIP che ne ha disposto l'arresto, si sarebbe rivolto agli influenti membri dell'associazione mafiosa a riprova della spregiudicatezza con la quale esercitava la sua influenza politica sul territorio di Alcamo e nei comuni vicini. L'operazione interessò Alcamo, Calatafimi e Trapani e mise in luce gli intrecci tra politica e mafia.
Torniamo da Marco Carli perché anche questo, diciamo, rinvio a giudizio, questo processo per l'ex senatore Papania, ma anche per altri politici, si trova sulle pagine interne, diciamo, e non solo. Esattamente, sulle pagine interne, in questo caso siamo sulla Sicilia, questo è il titolo che troviamo in questo articolo legato appunto all'intreccio fra mafia e politica, come diceva nel servizio la collega, voto di scambio rinviato a giudizio l'ex senatore PD Nino Papania. Avete sentito appunto nel servizio, sono 13 gli indagati con coinvolto appunto l'ex senatore PD Papania, anche l'ex vice sindaco di Alcamo Pasquale Perricone e il boss Giosuè Di Gregorio. Scorrendo il pezzo possiamo andare nella parte finale in cui nelle intercettazioni vengono presi a riferimento anche gli atti della conversazione tra Di Gregorio e il fratello. Cosa dice Di Gregorio? Dobbiamo votare questo e il senatore mi ha preparato 2.000 euro che mi darà mercoledì. Papania, hai capito? Questo diceva il mafioso e questo traspare appunto dalle intercettazioni. Adesso invece parliamo di politica e del terremoto, diciamo, che c'è stato in Fratelli d'Italia in Sicilia, perché il premier Giorgia Meloni ha di fatto commissariato il partito in Sicilia. Arriva Sbardella, sentiamo i particolari. Sarà il romano di nascita ma lombardo di adozione Luca Sbardella a guidare Fratelli d'Italia in Sicilia. Lo ha deciso la presidente del partito nonché presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. Sbardella è stato nominato con una lettera di poche righe inviate a lui e per conoscenza responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, oltre che i 2 coordinatori uscenti Salvo Pogliese e Giampiero Cannella. Da tempo si cerca di uscire dall'anomalia siciliana, unica regione ad avere 2 coordinatori, uno per la Sicilia orientale e uno per quella occidentale, una struttura ereditata dal vecchio fronte della gioventù. Ma tutti i tentativi di individuare un coordinatore unico non erano andati a buon fine. Le 3 anime del partito non riescono infatti a mettersi d'accordo. L'ultima indicazione era quella del siracusano Luca Cannata, un'ipotesi saltata per effetto degli scontri interni al partito finiti anche sui giornali. Accertata l'impossibilità di trovare un accordo, la presidente Meloni ha deciso di far decantare gli animi e dar vita a un periodo di transizione con un commissario calato da Roma. La scelta è ricaduta su Sbardella, 51 anni, romano di nascita, ma eletto alla Camera dei Deputati nel 2022 nel collegio plurinominale Lombardia 3. Laureato in scienze politiche, imprenditore e proprietario di una piccola azienda agricola nel Cesenate, ha militato in Alleanza Nazionale nel Popolo delle Libertà per poi approdare in Fratelli d'Italia. A lui il compito di fare sintesi fra le anime meloniane in Sicilia, anche se c'è chi lega le dimissioni da vice capogruppo della Camera presentate dall'ex assessore regionale Maglio Messina proprio a questa scelta. Di certo gli animi non sono sereni, anche se ufficialmente la nomina di Sbardella viene accolta favorevolmente da tutti in Sicilia, a cominciare dai 2 coordinatori uscenti, uno in carica da 13 anni, Cannella, l'altro da 6, Pogliese, ed entrambi ansiosi di passare la mano. Allora, la politica, adesso siamo alla politica. Sempre in primo piano, e la ritroviamo, Angelo, in primo piano anche sui quotidiani regionali, perché occupa l'apertura soprattutto su Repubblica Palermo, ma troviamo anche il titolo nella prima pagina della Sicilia. Andiamo a vedere proprio questo intanto, con il titolo sotto la testata, Meloni commissaria Fratelli d'Italia in Sicilia, dopo scandali e faide arriva questo reset, Messina si dimette da vice capogruppo alla Camera. Come vi dicevo però, su Repubblica Palermo, sempre attenta alle questioni politiche, è l'articolo di apertura, è la notizia di apertura del quotidiano, liti e inchieste, la crisi di Fratelli d'Italia, Meloni invia un commissario, dopo lo scandalo Auteri e lo scontro sulla nomina di Cannata, da Roma arriva, come abbiamo sentito nel servizio, Sbardella, le dimissioni del vice capogruppo alla Camera Messina, che dice spero serva per ritrovare unità. Nelle pagine interne vi facciamo dare uno sguardo insieme a noi, in questo caso sempre su Repubblica Palermo, questo è il titolo, Fratelli Coltelli, Meloni commissaria Fratelli d'Italia, tra liti e inchieste, il caso dei contributi ai teatri che ha travolto Auteri e l'alta Cannata, è una storia che insomma abbiamo letto sui quotidiani già da qualche tempo, chiaramente, che poi ha portato a tutte queste decisioni. Via i 2 coordinatori, in Sicilia arriva Sbardella e Messina si dimette. Andiamo poi sulle pagine interne della Sicilia, il
titolo è crudo, Meloni asfalta Fratelli d'Italia in Sicilia, sbardella commissario da Roma, via Pogliese e Cannella, dopo scandali e faide interne, partito da allineare alla guida nazionale. Queste le direttive. Allora, vedremo che cosa succederà, quali saranno poi eventuali ripercussioni. Intanto siamo alla città di Catania, sono ore di apprensione per le sorti dell'avvocato Andrea Di Mauro. Lo scooter del legale è stato ritrovato alla playa, le ricerche in mare e anche con i droni, numerosi gli appelli sui social. Proseguono incessantemente le ricerche di Andrea Di Mauro, l'avvocato 53enne di Catania, scomparso alla playa dove è stato ritrovato solo il suo scooter parcheggiato all'altezza del villaggio turistico europeo. I vigili del fuoco di Catania sono impegnati dalla serata di martedì nelle ricerche, sia in mare che sulla terraferma, con l'ausilio di sommozzatori, droni e un elicottero della Guardia Costiera. Di Mauro è un professionista stimato e conosciuto, specializzato nel settore immobiliare e lavora in uno studio associato di Catania. È sposato e ha 2 figlie. Non si hanno sue notizie dalla mattina di martedì. Sui social pubblicati diversi appelli da parte di numerosi conoscenti e colleghi, compresi tanti messaggi sulla pagina Facebook del Tribunale di Catania. Anche questa è una notizia che, soprattutto sulla pagina della città di Catania, del quotidiano La Sicilia, si ritrova. Entriamo proprio nelle pagine interne della Sicilia, Angelo, andando sul tomo dedicato alla provincia di Catania, con le immagini, la foto dell'avvocato scomparso e questo articolo, come hai aperto tu, come hai lanciato tu il servizio, Angelo, ore di ansia. Avvocato scomparso, ricerche alla playa, anche con i droni, ovviamente l'appello dei tanti amici. Abbiamo sentito nel servizio che a operare sono stati i vigili del fuoco del comando di Catania, con tutti i vari supporti dei nuclei sommozzatori di Catania e Reggio Calabria, la sezione navale e dal nucleo cinofili. Ieri mattina è partito anche un appello sui social da parte proprio dei colleghi dell'avvocato. Il Foro Etneo è in forte apprensione per Di Mauro, per cui chiaramente è ovvio che l'ansia resta tanta. Restiamo a Catania, però voltiamo pagina, ora vi mostriamo le desolanti immagini di San Giovanni Licuti. Le mareggiate hanno distrutto 2 lidi balneari, tonnellate di legname e anche di ferro sono finiti in mare sulla spiaggia nera e i residenti ci dicono qualcuno provveda alla bonifica. Quel che resta di 2 stabilimenti balneari è questo ammasso di legni e tubi in ferro, una figura deforme che sembra ergersi dai flutti. In realtà metà di quella piattaforma è già in acqua, per buona pace di ambientalisti e di chi considera il mare una risorsa. Lo scempio è servito a San Giovanni Licuti, dove le mareggiate e la scarsa attenzione degli organi competenti, comune, capitaneria e demanio in primis, sta portando ad un danno ambientale senza precedenti. Tonnellate di ferro e legna sono finiti già nei fondali, altre sono state rispedite al mittente, ovvero sulla spiaggia, da altre mareggiate, senza contare che un altro evento rischia di compromettere la stabilità delle piattaforme, che potrebbero quindi collassare. C'è anche un decoro di una zona tra Piazza Europa e San Giovanni Licuti che ritengo sia un angolo di paradiso che vada tutelata e vada preservata. Si parla tanto di fruizione del mare per i cittadini, ma non mi pare che questo sia il modo di consentire questa fruizione ai cittadini del mare. Quindi. Umore nero, più della spiaggetta per i residenti. Qui tutto ciò che succede di negativo rimane per anni, così come ovviamente il pezzo di molo che è andato giù. E si avvicina la stagione balneare, ma con quali prospettive? No, non è certo un bell'inizio, adesso sicuramente penseranno a montare la stupenda piattaforma che ogni anno è stata qui montata e magari, perché no, pensare di utilizzare tutta questa legna per montare la piattaforma anziché comprarne dell'altra? Vediamo come andrà a finire. Torniamo invece alle notizie dalle pagine regionali dei quotidiani. E andiamo a vedere, Angelo, le altre 2 prime pagine dei quotidiani regionali che non abbiamo visto fino ad ora, vale a dire Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, dei titoli che riprendono anche ciò che succede nel mondo. Ne parleremo fra poco nella rassegna stampa che appunto riguarda le questioni nazionali e internazionali, con il tentativo di accordo fra
tra Kiev e gli Stati Uniti, con la morte di Bruno Pizzul, che ritroveremo appunto su tutti i quotidiani, anche la situazione del Papa con la sua lettera, la sua omelia appunto per le ceneri, e poi quello che vi abbiamo già raccontato, il commissariamento di Fratelli d'Italia, il commissariato il partito in Sicilia, nominato l'onorevole Sbardella. Su Giornale di Sicilia invece l'apertura è dedicata al piano rifiuti, assalto politico al piano rifiuti, le due strutture fondamentali per uscire dall'emergenza atavica, il nodo assessore, 12 ricorsi presentati da ambientalisti e gestori di discariche contro i termovalorizzatori. Questo è il punto dolente, diciamo. Già bocciato quello del PD, Regione pronta alla guerra legale per difendere gli impianti. Anche in questo caso sul Giornale di Sicilia una foto bellissima di Pizzul, appunto, con telecronista storico del calcio italiano. Andiamo un po' alle pagine interne per rivedere quello di cui abbiamo già parlato, ad esempio la spallata dei vertici nazionali di Fratelli d'Italia, commissariato il feudo. Qui siamo su Gazzetta del Sud, ne avevamo parlato sugli altri quotidiani. Nell'isola del caso Auteri, che ha innescato una faida tra le correnti, con Mario Messina che lascia appunto l'incarico di vice capogruppo alla Camera. Anche in questo caso ritroviamo all'interno la notizia sul piano dei rifiuti, che viene travolto da una valanga di ricorsi al TAR. Ambientalisti, partiti, colossi del settore e gestori di discariche sono tutti contro questi termovalorizzatori che dovrebbero sorgere in Sicilia, i due termovalorizzatori, come sappiamo. Andiamo ancora sulle pagine interne, perché qui ritorniamo, siamo sempre su Gazzetta, ritorniamo al blitz, alla droga e alle estorsioni, 9 arresti, gli affari criminali nella macelleria. Perché vi facciamo vedere anche questa pagina? Perché ne introduce un'altra, che è quella delle pagine nuovamente interne della Sicilia di Catania, perché il titolo è secondo me molto azzeccato, considerando che appunto il centro nevralgico, come abbiamo detto Angelo, era una macelleria, per cui il titolo diventa questo: polpette avvelenate dalla mafia. L'operazione Old Horse, colpo ai Santa Paola di San Pietro Carenza e Belpasso, 9 arresti, il quartier generale della Cosca era appunto la macelleria di un boss di lunga militanza, e questo troviamo proprio all'interno delle pagine, anzi nella prima pagina di Catania per quanto riguarda la Sicilia. Vi facciamo vedere altre notizie che sono comunque molto importanti, ne abbiamo anche parlato, ad esempio lo scandalo ASP a Trapani, con la valanga di referti bloccati e 100.000 euro in spot. Tutto quello che è successo lo ritroviamo anche su Repubblica Palermo, pubblicità sui bus, uno stand al Couscous Fest, la maxi spesa per la comunicazione del manager nel mirino per i ritardi. Troviamo poi altre notizie interessanti sempre sui quotidiani regionali, ad esempio al via i 2 processi per la strage di Altavilla, sempre su Repubblica Palermo, la strage appunto, la setta dell'orrore alla Sbarra. Tutti ovviamente ricordiamo che cosa è successo, imputati le persone che sono conosciute appunto all'interno di questa tragica storia. Carandente, Fina e Barreca, la figlia giudicata dal Tribunale dei minori, sono accusati di triplice omicidio. C'è anche la foto di una delle stanze della villetta dove si è consumato appunto il triplice omicidio. Andiamo a chiudere sulle pagine regionali facendovi vedere invece sempre su Repubblica la situazione legata ai rifiuti. Altro problema, altra emergenza che troviamo sempre in Sicilia, soprattutto nelle grandi città, chiaramente Palermo in primo piano in questo senso. E dopo l'abusivismo, i rifiuti, leggiamo proprio su Repubblica Palermo, i vigili urbani sono pochi e si affidano dunque ai droni. Per cui da oggi nel capoluogo
4 pattuglie saranno nei mandamenti del centro storico, dove è stata avviata la raccolta differenziata, appunto questa raccolta differenziata che deve decollare, che certe volte non decolla e che chiaramente poi porta a quasi delle piccole isole di rifiuti che si creano ovviamente all'interno, delle mini discariche che si creano all'interno delle città. Angelo. Grazie Marco. Certo non è una novità quella delle micro discariche nelle nostre città in Sicilia. E adesso invece, come ogni mattina, apriamo il collegamento con la Polizia Stradale, il compartimento della Sicilia orientale. Andiamo ad Enna, buongiorno al commissario Giuseppe Cammarata, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i telespettatori e ben ritrovati con il consueto appuntamento sulle notizie del traffico sulle strade e autostrade ricadenti nel territorio del compartimento della Sicilia orientale. Iniziamo subito con un'ultima ora, in quanto poco fa sulla A18 tra lo svincolo di Taormina e quello di Roccalumera in direzione Messina si è verificato un sinistro stradale con 2 autovetture coinvolte. Le nostre pattuglie sono già sul posto, l'incidente è in via di risoluzione, però purtroppo si registra qualche coda e qualche rallentamento. Passiamo a quelle che sono le criticità ormai ben note purtroppo e riguardano sempre la tangenziale di Catania in direzione Siracusa, in cui ci sono code e rallentamenti. Stesso discorso vale dallo svincolo di San Gregorio in direzione Catania Centro, code e rallentamenti. Per quanto riguarda le altre autostrade, sulla A18, sulla Catania-Siracusa Modica, segnaliamo il tratto tra gli svincoli di Avola e Castibale, il divieto di transito ai mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 75 quintali. Sulle strade statali, sulla 121, sulla Catania-Paternò, ricordiamo fino al 20 di marzo la chiusura del traffico veicolare della carreggiata in entrambe le direzioni, nella fascia oraria tra le 20:30 e le 6:30 del mattino, nel tratto compreso tra gli svincoli di Mister Bianco e Valcorrente. Mentre sulla 192 ricordiamo sempre le criticità per quanto riguarda la chiusura del ponte di Taino. Sulla 19 ritorniamo un attimino sulle autostrade, ricordiamo che persiste sempre la chiusura dello svincolo di Enna in direzione Palermo sia in entrata che in uscita, quindi per raggiungere il capoluogo ennese è necessario utilizzare lo svincolo di Mulinello. Al momento non abbiamo altre criticità, ricordiamo sempre a tutti di utilizzare la massima prudenza, evitare qualsiasi tipo di distrazione. Buon viaggio dalla Polizia Stradale. Grazie anche a lei stamattina, al commissario Giuseppe Cammarata che ci ha parlato da Enna, ci ha dato le ultime notizie sulla viabilità in Sicilia per quanto riguarda chiaramente il territorio di competenza del compartimento proprio della Sicilia orientale della Polizia Stradale. Adesso, come ogni mattina, diamo uno sguardo alla viabilità invece cittadina. Qui siamo a Catania, in realtà siamo al Tondo Gioieni e come potete vedere la situazione è abbastanza serena rispetto a quello che è l'orario, non ci sono grandi criticità, certo si va un po' a rilento ma chiaramente conosciamo qual è la situazione a quest'ora in tutte, non soltanto a Catania ma in tutte le città dell'isola. Fra poco torneremo di nuovo ai quotidiani, lo faremo con Marco Carli per leggere invece le notizie che arrivano non soltanto dal nostro paese ma anche dall'estero, soprattutto qual è la situazione a livello internazionale con gli scenari della pace per l'Ucraina. C'è un'apertura di Zelensky, vedremo che cosa succede, un passo indietro del presidente dell'Ucraina e poi le condizioni anche di Papa Francesco, ma non solo questo, tutto ovviamente fra pochi minuti dopo questo piccolo break. Siamo alla rassegna stampa, quella con i quotidiani nazionali, allora andiamo da Marco Carli.
Andiamo subito a dare uno sguardo, intanto vi anticipo che cosa troveremo, come diceva giustamente, come dicevi tu Angelo, prima della pausa pubblicitaria, sempre in primo piano la situazione ucraina con i colloqui che possono riprendere fra Zelensky e gli Stati Uniti, ma soprattutto con l'Europa che risponde, con l'Europa che parla di riarmo, soprattutto con Macron, dunque in Francia, mentre l'Italia è un po' più cauta sotto questo punto di vista. Fra parentesi, gli Stati Uniti potrebbero diminuire la pesante decisione legata ai dazi, soprattutto per alcuni paesi dell'Unione Europea. Poi si parla ovviamente delle condizioni di Papa Francesco, della scomparsa di Bruno Pizzoli, anche di calcio. Ieri c'è stata la Champions League con l'Inter che ha vinto in Olanda. Andiamo a vedere il Corriere della Sera e vediamo il titolo. Appunto vi dicevamo del riarmo europeo, il governo frena, ecco il bilancio, no? Fra quello che dicono alcuni paesi europei, vedremo in altri titoli soprattutto Macron in Francia, e quello che invece arriva dall'Italia, no? Di Giorgetti al piano von der Leyen, frettoloso e senza logica, divise Forza Italia e Lega, spaccato il PD, Macron però dice che la Russia è una minaccia, e per cui meglio che l'Europa, si è parlato anche di nucleare, ecco, per cui uno scudo nucleare. Questa è la situazione che c'è in questo momento in Europa. Trump intanto al Congresso, show e attacco all'Unione Europea, primo stop della Corte Suprema al leader, intanto la CIA scarica Kiev. In un titolo con relativo occhiello e sommario, insomma, si fa il punto generale di quella che è la situazione. La situazione invece del Papa, il Papa è stabile al Gemelli, nessuna crisi, l'omelia dedicata però alla morte, questo è quello che ha deciso di fare il Papa. E poi la foto di questo personaggio così simpatico, oltre a bravo, oltre a essere bravo ovviamente, questo sorriso, questa spontaneità di questo grande telecronista che ci ha lasciato. Addio Pizzul, la voce garbata del calcio, lo storico giornalista sportivo che raccontò gli azzurri, lo fece per tantissimi anni, per circa 25 anni, sue le cronache ad esempio delle famose notti magiche di Italia 90. E poi a proposito, legato chiaramente alla questione calcio, sotto la testata appunto la vittoria dell'Inter in casa del Feyenoord in Champions League, è l'unica italiana presente nella coppa più importante, che ha messo una seria ipoteca per arrivare ai quarti di finale della manifestazione. Andiamo nelle pagine interne anche per spiegarvi un po' meglio quelle che sono le differenze in atto in questo momento fra le forze europee in campo, per cui soprattutto la Francia da un lato e altre realtà come ad esempio l'Italia. Guardate qui, Macron lancia il vertice perché c'è un Consiglio europeo straordinario in programma in queste ore, si parla di pace, però poi si dice folle restare spettatori, perché giustamente è vero, bisogna non restare spettatori di fronte alla possibilità di arrivare alla pace, però il leader francese apre ancora sull'ombrello nucleare di Parigi. Berlino, sulla difesa più deroghe alla spesa, questa è la situazione di Berlino. Ma se andiamo nell'altra pagina interna che vi facciamo vedere del Corriere della Sera, troviamo invece la posizione italiana. Giorgetti boccia l'Unione Europea sul riarmo, piano frettoloso e senza logica, non è come al supermercato, meno male. Tajani contro Salvini, le tifoserie non servono. È un'Italia molto cauta anche nello scontro, fra virgolette, in atto fra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. L'Italia ha preso una posizione mediana e chiaramente tenta di bilanciare un po', perché ovviamente le forze in campo sono veramente importanti. Ricordiamo quanto chiaramente pesi il rapporto con gli Stati Uniti per l'Italia. A proposito di Stati Uniti, vi dicevamo dei dazi, mini proroga per le auto, mentre Canada e Messico non mollano. Trudeau, che è il presidente
del Canada, del Consiglio, tasse su 100 miliardi di merci negli Stati Uniti, la Casa Bianca apre a correzioni, per cui si tenta di trovare qualche soluzione per diminuire appunto questi dazi. E poi andando avanti sulle varie altre pagine, prime pagine che vi facciamo vedere, torniamo invece su Repubblica, perché qui si fa proprio riferimento a ciò che pensa Macron in questo momento. Scudo nucleare. Prima del vertice a Bruxelles il presidente francese offre l'ombrello atomico contro Putin. Il governo si spacca sul riarmo, anche Giorgetti boccia il piano von der Leyen che reputa illogico. È un momento delicato dove poi chiaramente l'Unione Europea, che è sempre stata abituata ad accompagnarsi agli Stati Uniti, si trova in questo momento in una situazione certamente particolare, tanto è vero che poi c'è anche l'editoriale di Michele Serra che dice: Europa, cosa difendiamo difendendoci? Perciò questo chiaramente è una situazione in cui l'Europa deve trovare una strada più possibile unitaria. Anche la stampa rilancia quello che sono le indicazioni di Macron. Unione Europea, difesa atomica, intanto arrivano appunto sui dazi le frenate di Trump, il rinvio per Messico e Canada, il segretario al commercio per evitarli venite da noi, dice, per cui chiaramente questa è una situazione che va avanti e che vede gli Stati Uniti in una posizione in cui tentano di trovare magari qualche scorciatoia per evitare di appesantire troppo di dazi alcune nazioni, ma ovviamente bisognerebbe trovare l'accordo come quello sulla guerra, fra parentesi, che non si trova con l'Ucraina. Su Avvenire, guardate questo titolo: armati e spaccati, perché la realtà è proprio questa. In Europa si discute del riarmo e si discute non essendo d'accordo, perché l'abbiamo capito. Da oggi il vertice dell'Unione Europea, mentre il presidente degli Stati Uniti rilancia a modo suo il sogno americano. L'Europa divisa sul piano di riarmo, in Italia contrari la Lega, PD e sinistra, per cui vedete quanto è trasversale questa politica del non riarmo. Zelensky cerca la pace con Trump, che vuole la Groenlandia, Marte, va bene, ma Macron accontenterà si Elon Musk, accontenterà, magari fra la Luna e Marte qualcosa riuscirà ad avere. Il resto del Carlino, andiamo a vedere ancora i titoli su questo. Giorgetti che boccia il riarmo dell'Unione Europea giudicandolo come frettoloso. Governo e opposizione restano divisi sul piano di von der Leyen. Andiamo a vedere un'altra foto di Bruno Pizzul, perché si fa riferimento anche alla sua bellissima voce che ci ha accompagnato veramente per tanti anni, e quello che tutti dicono, appunto, il grande garbo con cui questa persona commentava. Ricorderemo anche una tragica sua telecronaca, quella dell'Aisel nel 1985, in cui erano anche periodi molto diversi, dove era veramente difficile avere le notizie, e lui riuscì in un certo qual modo a portare avanti questa cronaca così complicata. Addio a Bruno Pizzul, storico telecronista della Nazionale. Il figlio dice: aveva Italia 90 nel cuore, e Capello parla di un maestro. È bello vedere anche come le persone che facevano calcio in quel momento si ricordino di questo grandissimo giornalista, giudicandolo soprattutto anche come un uomo corretto, e questa è una cosa veramente molto bella. Sul Messaggero andiamo ancora sulla difesa dell'Unione Europea con i paletti di Meloni e questo Consiglio europeo con i dubbi di Giorgetti. La Premier chiederà che le spese rientrino nei target NATO. Macron invece ha proprio paura della Russia. Cioè, la Russia non si fermerà dopo la pace, soldati europei. Si va verso un vertice bis, come dicevamo, fra Zelensky e Donald Trump, dopo il vertice che abbiamo ascoltato e visto tutti, un po' più uno show televisivo. Volevo che un sottolineare come lo stesso Messaggero però evidenzia, sì, Marco, come
negli Stati Uniti adesso c'è una sorta di fronte interno, diciamo, contro Trump, Sì, fra è virgolette, perché ci sono stati 2 giudici della Corte Suprema che sono conservatori e quindi, diciamo, vicini alle idee di Trump, che hanno bocciato il suo, diciamo, la sua idea di bloccare i fondi destinati all'estero da parte degli Stati Uniti. Infatti hai fatto benissimo a ricordarlo, perché poi è proprio qui la notizia sotto il titolo di apertura, con la Corte Suprema che appunto boccia Trump. D'altro canto qualcuno contrario ce lo dovrà pure avere anche lui, ovviamente. Fra poco ti restituisco la linea, Angelo, per andare avanti con Buongiorno Sicilia, perché prima voglio farvi vedere invece questa notizia su Bergoglio, il Papa fare i conti con la morte, e poi le condizioni però sono stazionarie, e c'è il messaggio appunto del Papa per il rito delle ceneri, e anche qui il ricordo giustissimo per Pizzul, con la sua voce che sarà per sempre la voce del calcio. E sul Papa torniamo, perché c'è una flash di agenzia, sono le comunicazioni del mattino della sala stampa proprio del Vaticano. La notte è trascorsa tranquilla, il Papa sta ancora riposando. Queste sono diciamo le ultime notizie che riguardano per l'appunto le condizioni di salute di Papa Francesco. Adesso vediamo le previsioni meteo per la giornata di oggi e anche per i prossimi giorni, e poi i primi ospiti del mattino. Restate con noi a Buongiorno Sicilia con Marco Carli, ci rivediamo fra poco. In un'epoca in cui la violenza, l'odio e l'ingiustizia sembrano dominare il mondo, c'è una giornata che ci ricorda che esistono anche persone che hanno avuto il coraggio di opporsi al male e di difendere i valori umani. Si tratta della Giornata Europea dei Giusti, che si celebra oggi in tutta Europa. Ma i geni nuovi possono essere ereditati? Cioè, se un paziente è sottoposto a terapia genica, per cui viene modificato il materiale genetico al fine di poter curare delle patologie, allora anche i suoi possibili figli risentiranno di quella particolare modifica genetica? Se si segue una terapia genica tradizionale, i geni rimangono nei tessuti malati e non vengono trasmessi alla prole, mentre con la terapia genica germinale, considerata eticamente scorretta, i geni verrebbero immessi anche in spermatozoi o cellule uovo, per cui verrebbero ereditati. Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di giovedì caratterizzata dall'anticiclone con tempo stabile e ben soleggiato su gran parte d'Italia e cieli sereni o poco nuvolosi. Soltanto in Sicilia avremo maggiori addensamenti nuvolosi per l'arrivo di infiltrazioni di aria umida dal Mediterraneo, che dunque potranno portare un po' di variabilità, ma con tempo ancora in prevalenza asciutto, forse soltanto in serata qualche occasionale piovasco sui settori meridionali. Temperature stazionarie con valori massimi compresi tra 14 e 18 gradi su gran parte delle nostre città. Nella giornata di venerdì poi avanza questo fronte dal Nord Africa che porterà addensamenti più consistenti, quindi un peggioramento più deciso, con piogge che tenderanno a divenire diffuse su gran parte dell'isola a partire dai settori meridionali. Dunque anche le temperature tenderanno leggermente a calare, specialmente nei valori massimi, che saranno compresi tra 14 e 17 gradi. Per il momento è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Perfetto. Eccoci, abbiamo visto le previsioni meteo, diciamo che verso il fine settimana non ci attendono situazioni tranquille, un po' di pioggia, ma siamo ancora nella stagione dell'inverno, quindi. Allora, buongiorno alla professoressa Francesca Longo, buongiorno, grazie di essere tornata con noi. Buongiorno, grazie a voi. Prorettrice dell'Università di Catania, ma anche docente di sistema politico dell'Unione Europea. L'Unione Europea in questi giorni fa tanto discutere, oggi ci sarà un vertice proprio tra i capi di governo dell'Unione, e in questo momento ci sono punti di vista diversi su quella che è la difesa comune. Ci sarà mai una difesa comune dell'Unione Europea? Macron spinge per un verso, invece dall'Inghilterra, che è fuori dall'Unione Europea, ci sono segnali di poter essere a capo forse diciamo della difesa che guarda il vecchio continente.
La difesa è uno dei punti che da sempre ha caratterizzato la discordia nell'Unione Europea. In effetti al momento non esiste una difesa comune, ma non esiste neanche una politica estera comune, quindi se esisterà in futuro dipende. Diciamo che in questo momento c'è una spinta a creare una difesa comune più forte di quanto ci sia mai stata nella storia dell'Unione Europea, seppur breve, comunque ormai con una certa storia dietro. Il problema è che una difesa comune significherebbe un esercito comune che non esiste e che non è neanche nei piani di questa proposta della von der Leyen in discussione oggi al Consiglio europeo, che invece si focalizza sul fornire prestiti per riarmare gli stati dell'Unione Europea, non l'Unione Europea intesa appunto in quanto esercito comune. Ma qualora ci dovesse essere, anche nel medio futuro, il problema è che accanto alla difesa comune ci vorrebbe anche una politica estera comune, perché se abbiamo un esercito e poi non siamo d'accordo sul dove, quando e come usarlo, l'esercito potrebbe anche essere una cosa pericolosa. Allora, diciamo che ancora questa unione non è così unita. Mettiamola così, su alcuni punti... Su alcuni punti no, nel senso nella difesa, nella politica estera non è mai stata unita, infatti non esiste una politica europea di difesa e di una politica estera, è unita su altri punti. E le diversità alla fine affiorano sempre, i punti di vista diversi dei vari stati, perché chiaramente possono avere più o meno interessi politici ed economici rispetto a una parte del mondo che di un'altra, insomma è sempre quello il discorso. Poiché... Allora, secondo me sulla politica estera e sulla mancanza di politica estera comune, di politica di difesa comune, contano sicuramente gli interessi economici, ma non solo, perché gli interessi economici ci sono anche in altri settori, dove invece l'Unione Europea è fortemente integrata, pensiamo al commercio. In politica estera e nella politica di difesa giocano, oltre che gli interessi economici, anche gli interessi, come dire, di identità nazionale, i valori in gioco, la storia delle vecchie nazioni europee ottocentesche, e lì dove si mette in gioco l'identità, il potere, il prestigio e l'autonomia entrano appunto nella discussione interessi altri che quelli economici. Allora, stamattina torniamo a parlare, abbiamo fatto una digressione su quello che deve essere il nostro tema, che è legato allo stop, in qualche modo agli aiuti da parte degli Stati Uniti, diciamo, all'Ucraina, e l'incidente diplomatico, più di un incidente diplomatico accaduto a Casabianca, nello studio ovale del Presidente durante l'incontro proprio con Zelensky, e questo passo indietro, diciamo così, di Zelensky, che capisce che chiaramente gli Stati Uniti sono fondamentali per la sopravvivenza stessa dell'Ucraina, e cercherà in qualche modo, grazie anche ad una eventuale intesa sulle terre rare, di poter riavere questo prezioso alleato. Stamattina Zelensky, fra le altre cose, scrive su Telegram che non può esserci tregua nella pressione sulla Russia finché cessi questa guerra e questo terrore contro la vita. Queste sono le sue parole rilanciate dall'agenzia ANSA dopo l'attacco che c'è stato, che ha provocato 4 morti e 30 feriti con missili nella notte proprio in Ucraina. Che cosa succede in questo momento? Trump ha in qualche modo alzato la voce, fa sentire la voce grossa ad un alleato, diciamo così, che oggi è in grande difficoltà e sa che non può fare a meno degli Stati Uniti, ai quali dovrà certamente cedere queste risorse importanti per avere la garanzia di qualche tutela. Gli Stati Uniti sono stati, dalla fine della seconda guerra mondiale al giorno prima delle elezioni di Trump, lo Stato che ha garantito tutto l'assetto di sicurezza del mondo occidentale, Europa e non solo come Unione Europea, proprio tutta l'Europa e tutti i sistemi politici che a questo sistema di valori e di strutture si sono rifatte. Nel momento in cui ha messo in discussione tutto questo rapporto di alleanza, non solo con Kiev, ma con l'Europa, con il Canada,
quindi i principali alleati degli Stati Uniti, naturalmente il discorso cambia la sintattica, cambia la logica. Kiev è un piccolo tassello di una strategia, se strategia c'è, molto più ampia, che è quella appunto di modificare tutte le relazioni con gli alleati, se ancora li considera tali, al fine di evitare di, tra virgolette, pagarne il prezzo, no? Per cui Trump vuole, a mio avviso, utilizzare Kiev per riallacciare con uno tra i principali nemici storici, la Russia, un'alleanza che ha dei prezzi, e questo prezzo è probabilmente proprio l'Ucraina. Perché lo vuole fare? Perché a mio avviso Trump sta portando all'eccesso quello che però già da tempo anche altri, forse con l'esclusione di Biden, avevano fatto, cioè spostare risorse, attenzioni e politica verso l'Asia, e cioè organizzarsi in modo che gli Stati Uniti possano avere la forza e la capacità di combattere contro quello che a mio avviso considerano come il vero e unico nemico, che è la Cina. Esattamente. Siccome Cina e Russia ultimamente si erano molto avvicinati, è il momento di tirarsi la Russia dalla parte degli Stati Uniti. Chi ne paga il prezzo è chiaramente l'Europa e l'Occidente, esatto, in genere, esatto, perché fino ad oggi era stato, diciamo, l'alleato principale, l'interlocutore principale degli Stati Uniti. Professoressa, come vede, tutti in questo momento guardano però al possibile accordo, a questo accordo che ci possa essere su queste terre diciamo rare, che in qualche modo restituiscono, diciamo, risorse agli Stati Uniti, perché poi il vero nodo è quello. Là ci sono, in quella zona sono concentrati dei minerali che sono fondamentali per le nuove tecnologie, e quindi credo che in qualche modo Russia e Stati Uniti si scontreranno poi su questo tema, perché una volta che gli Stati Uniti raggiungono un accordo così importante, la Russia, che forse aveva iniziato questa guerra anche per avere, diciamo, quelle terre, comincerà di nuovo uno scontro. Ma questo non è detto, perché se Trump sta facendo tutto questo, e lo sta facendo non solo per le terre rare, perché sarebbe stato più facile per lui raggiungere un accordo con Zelensky fornendogli quello che al momento non gli vuole fornire, cioè la sicurezza di non essere ancora annientato dalla Russia, significa che un accordo sullo sfruttamento delle terre rare, formale o non formale, gli Stati Uniti e la Russia l'hanno già fatto. Il problema è piuttosto il fatto che sì, Zelensky inevitabilmente dovrà accettare un accordo, perché senza l'aiuto degli Stati Uniti non potrà reggere, un aiuto che non è solo militare, anche tecnologico e anche economico. E quindi lo sa e torna indietro. Devo dire che l'appoggio che la maggior parte dei paesi europei ha dato a Zelensky nell'incontro che c'è stato a Parigi ha fornito a Zelensky anche, come dire, una copertura per poter riaprire i colloqui dopo quel bruttissimo incidente che c'è stato negli Stati Uniti venerdì. E quindi avendo l'appoggio dell'Europa, che anche lì si trova intrappolata tra la necessità di non poter abbandonare gli Stati Uniti e anche la dignità di non diciamo, abbassarsi a cedere tutta la propria dignità verso un atteggiamento molto aggressivo, con l'aiuto e con l'appoggio dell'Europa probabilmente Zelensky riuscirà a uscirne nella miglior maniera possibile. Ma vediamo cosa, intanto vedremo cosa succederà, perché oggi in Europa, e poi che capiremo qualche cosa, perché sono scenari molto complicati, equilibri davvero sottili. E poi non dimentichiamo che sullo sfondo c'è la Gran Bretagna che può essere poi un ponte importante con gli Stati Uniti. La Gran Bretagna, che diventa leader in Europa, pur non essendo, diciamo, più nell'Unione, si propone di essere capofila
ci sono un po', non dico contraddizioni, però sono... La Gran Bretagna insieme alla Francia è l'unica nazione che ha il nucleare in Europa, quindi non può restarne fuori. E poi la Gran Bretagna, è vero, non è nell'Unione Europea, ma ripeto, in questi temi di difesa, di politica estera e di politica internazionale, l'Unione Europea non ha un forum comune di decisione, quindi che ben venga la Gran Bretagna, anzi io che sono sempre stata dell'idea che non avremmo dovuto farla uscire dall'Unione Europea, io spero che questo sia un modo per riavvicinarla e farla rientrare all'interno dell'Unione. Professoressa, prima di salutarci questa mattina, c'è una decisione della Corte Suprema che abbiamo letto poco fa sul Messaggero ma anche su altri quotidiani, che in qualche modo dà un primo stop a quello che sta facendo Donald Trump a proposito delle risorse statunitensi impiegate all'estero. Ma sono stati 2 giudici vicini all'area politica di Trump a mettere un paletto su questo. Cosa può significare? Può in qualche modo, non dico indirizzare Trump perché va dritto per la sua strada fino a questo momento, però evidentemente c'è anche una opposizione interna allo stesso partito dei conservatori. Ma il sistema americano si basa su un sistema di pesi e contrappesi tra i vari poteri. E questa è la dimostrazione che nonostante Trump stia cercando di modificare questo sistema costituzionale di pesi e contrappesi, questo sistema sta continuando a funzionare. È vero, questi sono giudici nominati da lui e quindi vicini alla sua area politica, ma sono giudici e fanno parte di un'istituzione che di questo sistema di pesi e contrappesi è uno degli elementi fondamentali. Quindi questo ci fa sperare che comunque il sistema di pesi e contrappesi statunitense funzioni nonostante Trump. Grazie per essere stata con noi questa mattina, alla professoressa Francesca Longo, che è la protettrice dell'Università di Catania, ma anche docente di sistema politico dell'Unione Europea. A lungo ci siamo intrattenuti stamattina su quelle che sono le politiche e non solo dell'Unione Europea. Grazie, una buona giornata. Buongiorno a tutti. Facciamo una breve sosta, fra poco torniamo, restate con noi a Buongiorno Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia. Allora, abbiamo prima affrontato i temi anche economici in qualche modo legati al momento, e di economia continuiamo a parlare adesso. Lo facciamo con il professore Rosario Faraci. Buongiorno. Buongiorno a voi. Che è docente di economia e gestione delle imprese all'Università di Catania, e poi con un imprenditore giovane, un giovane imprenditore che è Francesco Fichera, che è il fondatore, l'amministratore delegato, diciamolo con parole nostre, italiane invece di CEO, della Blaster Foundry, che è un'azienda, una start-up tutta catanese, e quindi ci inorgoglisce i siciliani. Comincio con il professore, perché le start-up sono certamente, queste aziende giovani sono il motore dell'economia, soprattutto per quelle che sono le nuove tecnologie. Sì, assolutamente, sono un driver, si dice all'inglese, quindi un vettore importante dell'innovazione, perché sono, come nel caso dell'azienda di Francesco, aziende che innovano, ma aziende che consentono ad altre imprese di innovare, quindi sono vettori e propulsori di innovazione. In Italia le start-up innovative sono oltre 12.000, dati di ieri, e in Sicilia ne abbiamo 570, un numero piccolo, non c'è dubbio, se rapportato alle 380.000 imprese siciliane, però non vanno giudicate in termini di numerosità quanto in termini di qualità, di innovatività della proposta. E allora di questo vogliamo parlare stamattina, proprio di questo, perché la Blaster Foundry ha una grandissima opportunità, l'opportunità di andare a San Francisco, quindi... Corretto. Come? Corretto, esatto. Andare a San Francisco, ed è stata praticamente una candidata scelta tra le 15 start-up che accederanno a questa grande occasione di visitare la Silicon Valley, no? la mitica Silicon Valley. Voi siete specializzati in gaming, dico bene? Sì, noi facciamo videogiochi. E andate in un posto dove praticamente non solo si parlerà di questo, ma si parlerà anche del futuro del gaming. Ci racconti questa esperienza, come nasce, come arrivate a questo risultato, a questo traguardo? Assolutamente, la società è nata ormai 4 anni fa e noi da subito ci siamo specializzati nel creare videogiochi per aziende, con la declinazione di portare dell'innovazione nel mondo del marketing.
ci siamo resi conto che oggi uno dei grandi problemi del XXI secolo è quella di tenere gli spettatori o comunque gli utenti online agganciati al contenuto pubblicitario. Il tasso d'attenzione ovviamente si affievolisce e quindi abbiamo trovato la soluzione nei videogiochi. Dopo 4 anni di azienda e diversi comunque anche risultati raggiunti, abbiamo applicato a questo percorso ideato da Innovit insieme al Ministero degli Esteri hanno ricevuto tante candidature. Ora non mi hanno detto quante sono arrivate, però centinaia sicuramente. Queste sono state tra le 15 scelte, significa un risultato importante, significa che la vostra idea, il vostro concetto di innovazione è, diciamo, accettato, è stato recepito dove vengono praticamente, dove si muovono i passi per il futuro, non soltanto nel gaming. Certo. La Silicon Valley è riconosciuta come, diciamo, l'area dove nascono moltissimi device, ma non solo quelli. Allora, professore, Catania, adesso ci arriviamo a quello che state facendo, però Catania, con questa azienda, con l'Università di Catania, grazie anche, diciamo che mette dei semi, mettiamoli così, importanti, fondamentali per poi fare crescere queste idee. Direi assolutamente sì, e la metafora è perfetta, perché l'Università di Catania, io sono tra l'altro il delegato del Rettore a questi temi, è uno degli attori istituzionali, non è l'unico. In questo territorio recentemente c'è stato un interesse anche e un'attenzione maggiore anche da parte del Comune della città metropolitana di Catania. Francesco ricorda bene che il sindaco ha convocato più volte tavoli sull'innovazione e via via altri attori. Catania nell'ecosistema regionale è certamente la città metropolitana che su questo tema viaggia su una lunghezza d'onda diversa rispetto a Palermo e Messina, che ugualmente stanno crescendo. Quello che manca è l'offerta di capitali di rischio, cioè il supporto che viene da investitori istituzionali. Quando aziende come la Blaster Foundry di Francesco Fichera hanno la possibilità di andare in Silicon Valley e non soltanto di conoscere il futuro delle tecnologie, ma di poter dialogare con investitori, cioè coloro i quali poi investiranno nelle start-up, e questo è un salto importante. Teniamo conto che, presente che in Silicon Valley mediamente l'investimento dei venture capitalist è dell'ordine di 300 miliardi di dollari a fronte di qualche miliardo in Italia e poche decine di milioni in Sicilia. Questi sono gli ordini di grandezza. Quindi per start-up nostre, che insomma in questo senso rappresentano anche un po' il fiore all'occhiello, la possibilità di incontrare questi investitori e dire: questa è la nostra idea, questo è il nostro progetto, questo abbiamo fatto, se la vogliamo crescere, scalare si dice tecnicamente, questo è il progetto, ci credete, venite con noi e investite. Questa è l'opportunità che chiaramente in Silicon Valley start-up come quella di Francesco hanno, nel nostro territorio onestamente di meno. In Italia l'unico ecosistema di riferimento è quello della Lombardia, che chiaramente poi di queste risorse del venture capital cosiddette ne intercetta oltre il 70%, e quindi fa diciamo, la parte del il resto dell'Italia ne ha davvero poche. Assolutamente. Mi spiegate, anzi mi spieghi cos'è Malgo, Sì. che è una cosa stranissima, nel senso che è ispirata da Pokémon Go, Sì. che è indirizzata alle attività commerciali, soprattutto ai centri commerciali. Perché i centri commerciali e come, diciamo, catturare l'attenzione degli utenti, che è una cosa molto carina, interessante. Sì, praticamente Pokémon Go come gioco è stato uno tra i primi giochi a implementare la realtà aumentata e la navigazione col GPS. Andando in giro per la città trovavi Pokémon. Riprendendo lo stesso concetto, noi ci siamo detti: e se questo videogioco, se si potesse creare un videogioco per incentivare gli ingressi all'interno dei centri commerciali? Quindi nasce esattamente da queste esigenze. I centri commerciali, che sono i nostri clienti, hanno l'opportunità sia di incentivare il ritorno e l'ingresso all'interno del centro stesso, ma anche di collezionare una serie di dati utili sul comportamento degli utenti, che poi sono le persone all'interno del centro, dove vanno, come si muovono, chi sono, perché se le persone si registrano si acquisiscono anche una serie di dati di contatto che poi, attraverso le dovute... Stiamo intanto vedendo qualcosa, no? Esatto, esatto. Ecco, il mock-up che vediamo in questo momento è preso dal centro commerciale Parco Corolla a Milazzo,
che è appunto il nostro primo caso studio che possiamo annunciare. Proprio ieri abbiamo avuto un altro incontro, un altro centro commerciale che spero per quest'estate di poter raccontare nuovamente. È un centro commerciale ad Acireale. Insomma, trovare investitori per questo tipo di attività probabilmente potrebbe dare il via a un processo importante per, diciamo, le attività commerciali della struttura del centro commerciale, ma immaginiamo questo esteso in tutti quelli che sono poi in tutta Italia e non solo, no? Esatto, questo è un esempio di come le start-up possono aiutare anche i settori tradizionali. Dicevamo prima, sono vettori ma anche propulsori di innovazione, perché pensiamo al settore commerciale, pensiamo appunto alla distribuzione al dettaglio, ma anche nei centri commerciali. Sappiamo che c'è crisi e anche una crisi di idee, e il superamento di questa crisi può venire fuori dal contributo delle start-up. Quindi questa è un'iniziativa che dimostra come la contaminazione, si dice così, quindi l'avvicinamento tra start-up e mondo delle imprese esistenti può essere solo foriera di buone notizie, di tanta speranza per il futuro. Torno da Francesco, perché immagino che le idee, quando arriva l'idea, l'ispirazione, cioè un artista si siede al pianoforte, incomincia a strimpellare, magari una nota lo porta a... chi fa invece questo tipo di attività, da dove nasce? Soltanto dallo studio diciamo di sistemi e di programmi informatici, o altrimenti c'è un creator, uno che ha la genialità, che si accende la lampadina? È un po' l'accendersi la lampadina, ma un po' anche vedere cosa è stato fatto già in passato da altri attori e magari oltreoceano, per l'appunto. Certo. Noi in questo caso abbiamo avuto proprio la fortuna di incontrare Parco Corolla, che già adottava questa soluzione, e quindi siamo subito entrati in sinergia, perché noi, essendo specializzati appunto in questo, abbiamo sposato il progetto, preso in carico e lo stiamo portando al livello successivo per rimanere a tema gaming. Quindi nasce sia dalla contaminazione con altri attori che poi dallo studio e anche l'intuizione di poter portare delle soluzioni, riadattarle al proprio mercato e farle scalare, appunto, come diceva il professore Faraci. In bocca al lupo. Allora io vorrei chiudere con il professore Faraci, perché abbiamo detto che la Sicilia ha un certo numero di start-up, circa 570 dati di ieri, sì. Dati di ieri. Allora, le idee sono tante in questi 500 start-up, come diceva lei, servono i finanziatori. Servono i finanziatori e qualcosa si sta muovendo in Sicilia. Devo dire che almeno nell'ultimo anno e mezzo c'è un fermento tra Catania, Palermo, Messina e Ragusa, anche in termini di nuove strutture che aiutano le start-up a crescere. Sono degli incubatori, in alcuni casi degli acceleratori. Catania in questo momento tra l'altro ne ha tanti, e l'Università di Catania di per sé ne ha uno che favorisce l'imprenditorialità degli studenti e dei professori. Il tema importante è un altro: sono poche, è vero, ma non dobbiamo guardarli in termini numerici. Noi abbiamo un esempio di nuovi imprenditori, di una nuova classe imprenditoriale che grazie alla legge di una decina di anni fa danno vita ad imprese. In passato potevamo avere imprenditori innovativi solo all'interno delle imprese esistenti, quindi una sorta, diciamo, di ricambio all'interno soprattutto delle imprese familiari. Qui adesso il fenomeno quindi è importante anche dal punto di vista sociale, c'è una nuova classe di imprenditori, cioè di figure come Francesco che creano, portano avanti i progetti e danno anche lavoro, e quindi abbiamo, come dire, il dovere come adulti e poi anche come formatori e docenti di monitorarli, di aiutarli, perché saranno loro i datori di lavoro del futuro. Quindi prendiamone atto, insomma, consapevolmente e serenamente. Grazie al professore Grazie a voi. Rosario Faraci, che è docente di economia e gestione delle imprese all'Università di Catania, e grazie a Francesco Fichera, che ha le idee per il futuro. In bocca al lupo per questa esperienza di San Francisco. Magari al rientro ci possiamo riaggiornare per capire com'è andata, che cosa avete fatto, quali sono le tendenze, perché chiaramente là scoprirete anche un mondo che in questo momento noi al momento non conosciamo, ci è del tutto sconosciuto. Noi ci dobbiamo fermare. Grazie per essere stati con noi questa mattina. Grazie. Fra pochissimo parleremo d'altro, ma restate con noi perché gli argomenti, come sempre, sono molto molto interessanti.
Siamo insieme a Buongiorno Sicilia e adesso parliamo di Erasmus, che è una, diciamo, ormai ha una tradizione consolidata, un modo per fare viaggiare gli studenti, fare conoscere gli studenti altre realtà, metterli a contatto con un mondo che praticamente prima si sconosceva. Buongiorno al professore Mattia Frasca, che è il coordinatore istituzionale di Erasmus. Grazie a lei, professore. Grazie anche ad Anna Taylor, che è una studentessa. Da dove arrivi tu? Dall'Islanda. Dall'Islanda. Oh, da quanti anni sei in Italia? Un anno. Da un anno, sì. Quindi insomma conosce l'italiano ormai. Come vedete parla anche molto bene l'italiano, sì, già. Sì. Allora, insomma, infatti Erasmus è integrazione, sì, non sì. è soltanto studio, ma è integrazione, culturale. È integrazione, inclusività e equità. L'Erasmus, la cosa bella è che è un progetto che è fondato su dei valori, non è soltanto uno scambio di mobilità, è scambio di mobilità ma motivata da valori che vengono inseguiti, reciprocità, inclusività. C'è tanto lavoro che l'Università di Catania fa in tutte le sue parti, dai docenti, quindi partire dal rettore ai docenti che lavorano nei dipartimenti, al personale amministrativo, per rendere possibile la mobilità di tutti gli studenti, dei nostri in uscita e l'accoglienza degli studenti che vengono da fuori come Anita, che è qui con noi. Anita, tu cosa studi? Io studio geologia. Geologia. Sì. E l'esperienza in Italia, in questo tuo anno, che cosa ti ha portato rispetto a quello che poteva essere il percorso che avresti fatto nel tuo paese? Mi ha portato nuove amicizie, nuove esperienze, una vita completamente diversa e sono molto grata per questa opportunità perché ho vissuto un anno da sola per la prima volta in un altro paese ed è bellissimo. E l'accoglienza che hai ricevuto qual è stata e com'è stata? È stata un'accoglienza bellissima da parte degli siciliani, sono molto gentili con me, sono molto aperti e è molto diverso da quello che sono abituata nel mio paese. Le esperienze peculiari, cioè la Sicilia rispetto all'Islanda? È molto caldo qua, in Islanda c'è freddo, certo. Sì, qua è come se fosse estate. Sempre estate, sì, quasi sempre sì, estate. Certo. No, è completamente diverso, il cibo anche il modo di vivere, è molto più lento qua, mi sa, è molto più in fretta in Islanda. Però devo dire che negli ultimi anni anche da noi si è data un'accelerata a questo modo di vivere che forse prima era un po' a ritmi troppo bassi, ma il mondo va avanti, cammina e quindi anche noi in qualche modo dobbiamo stare al passo. Professore, i numeri sono importanti perché gli studenti che arrivano a Catania per questa esperienza arrivano da 63 atenei diversi, da 22 paesi. È diciamo una bella responsabilità. Sì, è una bella responsabilità. I numeri si riferiscono all'Erasmus Studio, quindi la mobilità incentrata prevalentemente a seguire dei corsi, a dare delle materie, eventualmente fare attività di tesi. E a questi 102 ragazzi che abbiamo accolto qualche settimana fa, sì, stiamo vedendo appunto un momento dell'incontro con cui li abbiamo accolti, quindi inizia formalmente in questa maniera con l'accoglienza al rettorato nell'aula magna che qui vedete rappresentata, inizia l'esperienza Erasmus di questi studenti. Quindi questi 102 ragazzi in realtà si vanno ad aggiungere ai 200, oltre 200 che sono venuti nel primo semestre. È un dato molto importante, è il dato che una cinquantina hanno deciso di prolungare la loro esperienza e rimanere per tutto l'anno, quindi ci fa molto onore, vuol dire che si sono trovati bene e che vogliono continuare a studiare qui. E a questi numeri si aggiungono anche i numeri di studenti che vengono per tirocinio e ancora di più altri studenti che abbiamo in mobilità con altre misure, quindi l'Università di Catania cerca davvero di essere accogliente e di fare in modo che questi ragazzi insomma possano studiare bene, e studiando da noi loro lasciano tantissimo, è davvero uno scambio culturale reciproco, perché noi docenti abbiamo anche la possibilità di imparare da loro, di sentire come organizzano la didattica nei loro paesi, di avere un po' di feedback, delle loro impressioni su cosa va bene e cosa magari si può migliorare. Adesso chiedo ad Anita la differenza che tu hai notato. Io parlo in questo momento da un punto di vista
diciamo, dell'insegnamento e comunque anche degli esami, no? Perché c'è una parte in cui si studia, un momento in cui ci sono le lezioni e poi si va a fare l'esame. Certo. Rispetto all'Islanda, c'è una sostanziale diversità oppure tutto sommato siamo in linea? Un po' tutti, diciamo, i corsi sono sulla stessa lunghezza d'onda? Sì, allora i corsi sono più o meno, insegnano nello stesso modo, però ho notato qua che gli esami sono svolti in modo orale qua e nella mia vita non l'ho mai fatto in Islanda, quindi è stata un'esperienza nuova, molto bella, mi sa. Ti dà la possibilità Sì. magari di confrontarti in un scambio di idee? Esatto, e mi piace, in Islanda facciamo solo scritti. Quindi un test con 3 risposte magari multiple, per cui dice 10 domande a risposta multipla, se riesci a superarne il 90% sei promosso. Sì. Qui invece devi dialogare, il professore forse ha la possibilità di capire se c'è un ragionamento alla base delle risposte che vengono date. Bello, sì. Professore, non è soltanto studio però Erasmus, sono anche attività, diciamo, culturali, teatrali, attività sportiva. Insomma, i ragazzi che vengono qui trovano, diceva prima lei, una istituzione che li accoglie a 360 gradi. Sì, assolutamente. Noi cerchiamo, cioè, i ragazzi che vengono in Erasmus sono studenti dell'Università di Catania, quindi possono accedere a tutti i servizi e noi ci teniamo che siano veramente integrati nella maniera migliore possibile. Lei ha citato lo sport, abbiamo un centro universitario sportivo di altissimo livello, i ragazzi possono fare lo sport. Ha citato il teatro, c'è un progetto Scena Erasmus, a cui fra l'altro Anita ha proprio preso parte, che li impegna con una serie di appuntamenti che poi culminano in uno spettacolo che è davvero bellissimo. E c'è anche il CINAP, il Centro per l'Inclusione, che lavora tantissimo con progetti e con attività specifiche per chi ha bisogno, perché come dicevamo prima Erasmus è anche inclusività, quindi il CINAP offre supporto sia agli studenti incoming, quindi quelli che vengono dagli altri paesi, sia ai nostri studenti che vanno fuori. Ci sono stati dei casi di successo in cui studenti che insomma, avevano bisogno di un supporto in più sono stati appunto aiutati, supportati e la loro mobilità è stata possibile. Questo mi rende davvero orgoglioso e questo è il lavoro in primis del personale amministrativo che si spende davvero tantissimo e quando penso al personale amministrativo dell'università penso sia al personale diciamo centralizzato, quindi l'area delle relazioni internazionali, il CINAP, ma anche al personale che lavora nei dipartimenti. Volevo chiedere ad Anita, e così chiudiamo questo incontro di oggi, se sulla base della tua esperienza, se hai già consigliato a una tua amica che vive in Islanda di provare questo stesso percorso. Sì, certo, questa è un'esperienza unica e credo che tutti dovrebbero fare. Sì. Ecco, arriverà qualcuno a breve oppure è già arrivato? A breve arriveranno. Bene, insomma, questa già è una bella notizia, arriveranno diciamo altri studenti, nuovi studenti per Erasmus. I ragazzi sono il nostro sponsor migliore. Infatti, grazie al professore Mattia Frasca che è coordinatore istituzionale di Erasmus dell'Università di Catania e grazie anche ad Anita Taylor che arriva dall'Islanda, che studia geologia. Dico bene? Quanto manca alla fine? Nel tuo percorso non solo di Erasmus ma anche percorso universitario? Universitario 3 anni. 3 anni, insomma. Però Erasmus 5 mesi. Benissimo, grazie, in bocca al lupo a te, grazie professore per essere stato con noi. Breve sosta e poi cambiamo tema, parleremo di altro, andremo a scrutare le stelle, lo faremo con Marco Amato. Desiree, ma quando cucini tu con me? Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Eccoci di nuovo insieme e adesso è il momento dell'oroscopo, parte la sigla. Buongiorno a Marco Amato, ben trovato. Buongiorno.
Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Ti cercavo alla mia destra perché non ti vedevo prima sul mio monitor di fronte, però adesso è tutto a posto, ti ho ritrovato. Più che altro cercavo di avere un'anteprima rispetto alla tazzina, non avevo il preview, quindi andavo a cercare. La tazzina è in tema con la tua giacca, vedo bene, è verde. È in tema con la mia giacca, è verde, ma oggi ho scelto di vestirmi di un verde coniglio. Allora, stamattina... Allora, visto che io e te siamo i Sarabanda di Antenna Sicilia, avrai già capito che la mia citazione musicale è tutta dedicata ai Negramaro. Non ho voluto anticipare nulla, ho lasciato a te questo compito. Grazie infinite. Ebbene, Giuliano Sangiorgi ha voluto celebrare il ventennio del suo più famoso pezzo, Mentre tutto scorre, di qui la citazione appunto di Verde Coniglio e delle Maschere di Cera, di una canzone bellissima che ha un testo stupendo, una musicalità assolutamente prorompente, piaciuta subito ed è rimasta una pietra miliare della canzone italiana. Quella canzone, Mentre tutto scorre, appunto, nasce da un'ispirazione osservando un tram milanese, il numero 16. Quindi dallo scorrere del tram sulle rotaie, quest'idea del fluire, di attraversare la vita tra sentimenti e considerazioni ha ispirato questa meravigliosa canzone. Proprio per il ventennio i Negramaro hanno deciso di salire sul tram 16 e di cantare unplugged improvvisatamente una canzone, di cantare appunto Mentre tutto scorre proprio alle persone che erano dentro il tram, per cui una celebrazione che richiama un po' quello che ha fatto scaturire l'ispirazione di questo quadro, una poesia contemporanea assolutamente, tanti piccoli segnali che la musica e il cantautorato italiano sta riprendendo un po' di quella meravigliosa poesia tipica della nostra musica. Ebbene, ma che visto dalle stelle questo accadimento cos'è? Giuliano Sangiorgi è del segno dell'Acquario, il segno delle sorprese. Ebbene, è proprio questa fantasia e questa immediatezza che hanno creato questo momento un po' magico. L'Acquario, ricordo anche che è un segno assolutamente originale e che la sua personalità è sempre fortemente connotata da un tratto originale. L'Acquario è anche il segno del nervosismo e dell'elettricità, tratto che assolutamente distingue anche il nostro Giuliano nazionale. Ebbene, oggi parlando di stelle vi racconto che la Luna è in Gemelli, una luna d'aria, una luna che si congiunge a Giove, quindi che ne espande l'ambiziosità nel segno della comunicazione. Cosa vuol dire per lo zodiaco? Innanzitutto bene per i segni d'aria, ma anche per i gioviani e i mercuriali. Andiamo a vedere nello zodiaco cosa significa Ariete. È una luna assolutamente congeniale, l'espansione di Giove vi porterà a essere molto comunicativi con tutta la vostra dialettica. Toro è una luna che parla di economia, di introiti finalmente, quindi come promesso dalle stelle, cari Toro, da ora in poi si incassa. Gemelli è una luna che oggi vi vede protagonista dello zodiaco e con la sua congiunzione a Giove espande la vostra brillante capacità comunicativa. Cancro, oggi è una giornata in cui la luna e Giove vi rendono assolutamente percettivi, sensibili, senza pelle, e ogni vostra sensazione avrà una sintesi positiva che vi farà molto gioco. Ascoltatevi. Leone, una luna a voi congeniale finalmente, ed ecco che Giove espande la vostra ambizione al lavoro, ma è soprattutto nello staff di amici o di colleghi che dovrete un po' gestire una faccenda che vi vede protagonisti e o responsabili. Vergine è una luna mercuriale, quindi per voi oggi una grande capacità di poter trovare soluzioni a problemi di gruppo, quindi oggi sarete ascoltati coralmente
da tutti. Bilancia, luna di trigono per voi, luna assolutamente positiva che vi riporta il sorriso e vi porta una soluzione tanto sperata sia in ambito legale sia in ambito di salute. Molti Bilancia sono un po' stressati per adesso. Scorpione, questa luna sembra molto distante in gradi e non fa molto gioco a tutta una serie di valenze planetarie che vi riguardano, per cui nel vostro cielo, cari Scorpione, forse dovreste occuparvi un po' più di patrimonio, di famiglia e di tutto quello che riguarda l'amministrazione generale per decidere se investire in altre direzioni. Sagittario, luna d'opposizione oggi proprio vi tradisce con il vostro pianeta, quanto mai un po' cocente per voi Sagittari ottimisti, che però volete riprendere voi stessi, quindi oggi un po' più protervi del solito, sarete energici e pretenderete le risposte che vorrete. Capricorno, una giornata che vede la luna abbastanza distante in gradi, ma è proprio toccando Giove che fa da motore per raggiungere altri nuovi obiettivi. Oggi è una giornata anche di chiarimenti e di tagli rispetto ai rapporti del passato. Acquario, stupenda luna di trigono per voi che vi porta fortuna e che vi porta anche finalmente alla fine di un problema che vi ha scocciato un po' nelle scorse settimane. Oggi avrete un'ottima capacità organizzativa. Pesci, una luna di quadratura oggi, per cui per quanto sarà difficile parlare le lingue di tutti gli interlocutori che avete davanti, oggi pesci troveranno la soluzione empatica che serve ad ognuno di loro per essere sempre presenti e in comunione con tutti. E detto questo, con la mia tazza verde coniglio, vi auguro una splendida giornata. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Grazie Marco, a domani mattina per le notizie sul weekend astrale. Intanto torno da Marco Carli per le ultime notizie dai quotidiani. C'è un aggiornamento diciamo così, un ricordo in particolare. Esattamente, proprio così. Chiudere mi sembra giusto con Bruno Pizzul e con un articolo che troviamo su Repubblica Palermo a firma di Alessandro Vagliasindi con la Catania del giovane Bruno Pizzul, perché l'abbiamo detto anche nel nostro ricordo nel telegiornale di Giovanni Finocchiaro, lui ha giocato a Catania, c'è proprio una foto, qui la vedete ritratta, di Pizzul con la maglia del Catania impegnato nella marcatura di Omar Sivori, giocatore storico della Juventus di quegli anni, nell'amichevole appunto giocata al Cibali. Vi leggo due frasi, intanto una frase di Pizzul che dice: i dirigenti rossazzurri per mia fortuna sbagliarono valutazione scegliendo me, forse per la prestanza fisica, e scartando l'altro che rispondeva al nome di Tarcisio Burnic, che poi negli anni 60 diventò colonna della grande Inter, campione d'Europa e campione del mondo. E poi si racconta come appunto durante le trasferte delle partite del Catania Pizzul riusciva a studiare per poi laurearsi e poi intraprendere quella grandissima carriera che l'ha portato a raccontare le gesta della nazionale. Grazie Marco, e noi ci salutiamo con un omaggio ad un grande chitarrista, David Gilmour, chitarrista dei Pink Floyd. A tutti l'augurio di una buona giornata. A domani.